Buonasera, ben arrivati alla nostra trasmissione, un momento di approfondimento di alcuni temi di attualità. Stavolta arriveremo anche a parlare, per carità, di economia e di questioni legate alle nostre realtà territoriali, ma ci arriviamo passando per un altro versante. Vogliamo far conoscere a tutti quanti voi una realtà che verrà a sorgere nel cuore del Veneto, ma in questo caso si può dire nel cuore del nord-est, una città satellite si può definire, molto particolare perché adesso non c'è, verrà edificata con strade, uffici, negozi, un centro direzionale, un polo logistico strategico commerciale e non soltanto, anche di tipo residenziale. Molti si sono chiesti dove verrà a collocarsi, dove andrà a impattare, in quale territorio, perché non tutti la conoscono. Vogliamo farvi capire questa realtà e soprattutto anche alcuni aspetti che ne emergono in tutta la loro evidenza. Per affrontare questo tema, ovvero Veneto City, un problema o un'opportunità, e quindi cercheremo di capirlo, e qui è importante la vostra partecipazione con i vostri messaggi ma anche le vostre telefonate, cercando di capire di quanto stiamo parlando. Chi lo conosce e risiede lo sa bene, chi invece non risiede nel territorio, non ne ha avuto conoscenza, cerchi di capire da quello che verranno detto dai nostri ospiti. Abbiamo qui i nostri interlocutori. Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti Veneto, ben arrivato qui con noi. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie a Nicola Rossi, presidente Confesercenti Padova. Buonasera a tutti. Ben arrivato. E anche Michele Carpinetti, sindaco di Mira in provincia di Venezia. Grazie anche a lei. Allora, noi abbiamo interpellato per parlare di questo argomento, adesso vi do alcuni dati, me li hanno presentati qui la Confesercenti, di 100 metri quadrati per negozi, centri commerciali, 600.000 metri quadrati di parcheggi, 345 metri quadri per showroom, centro congressi e fiera, 72.000 per alberghi, 100.000 per cinema, palestre, sale e spettacoli, ovvero un'area complessiva di 1,6 milioni di metri quadrati. Ecco, quindi questi sono i termini, in modo particolare anche naturalmente Veneto City, che è rappresentato dall'amministratore delegato. L'abbiamo naturalmente interpellato, invitato in trasmissione perché era doveroso avere un interlocutore. Abbiamo ricevuto una lettera di risposta, ve la leggo perché da questa io vorrei proprio partire, in modo che poi i nostri telespettatori possano capire con quello che voi affermate alla luce di quello che viene sostenuto da chi sta portando avanti questo progetto. Premesso che siamo in una fase, un iter ancora di passaggio, per cui non c'è stata la posa della prima pietra e quindi nessuno di voi può aver visto ancora nulla. Allora, si tratta di questo progetto di Veneto City. Ringrazio per l'invito alla trasmissione odierna. Come immaginiamo, voi sappiate, l'iter procedimentale è ancora in corso e per rispetto alle istituzioni che stanno lavorando non riteniamo opportuno in questa fase partecipare a dibattiti televisivi. È inoltre in atto, secondo il nostro parere, il palese tentativo di trasformare il progetto di Veneto City in una battaglia dai contorni più politici che tecnici e amministrativi, una bagarre che non ci riguarda né ci compete, alla quale non siamo disposti a partecipare. Se concesso però riteniamo di portare alcune considerazioni fondamentali per la comprensione del progetto, finalizzate ad evitare continue strumentalizzazioni che da diversi fronti vengono architettate ad hoc per squalificare le finalità dell'intervento e screditare la società proponente. Allora, punto primo, quindi magari se volete prendervi anche note di alcuni aspetti così possiamo anche ribadire su questi punti. L'accordo di programma è stato sottoscritto dalla Regione, dalla provincia di Venezia e dai due comuni interessati, Dolo e Pianiga, oltre che dal promotore, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 35 del 2000. La procedura verificata dai 4 uffici competenti degli enti elencati è da ritenersi corretta, al di là di ogni ragionevole dubbio. Punto 2. L'area in questione è prevista edificabile dal piano regolatore generale fin dal lontano 1997 e solo in seguito, quindi stiamo parlando di un'area, chiedo alla regia se cortesemente mette in onda l'area che è delineata proprio vicino, limitrofa alla riviera del Brenta in provincia di Venezia, va a toccare, ecco questo è un po' il triangolo delineato, c'è il cordone diciamo stradale che vediamo che passa dell'autostrada, va a toccare i comuni di Pianiga, come abbiamo detto, anche quello di Dolo,
in parte la riviera del Brenta viene toccata, come il sindaco mi corregga se è così, comunque coinvolti le province di Padova, senza alcun dubbio, Venezia perché è nel territorio veneziano e anche quella di Treviso, questo è il territorio coinvolto, però sostanzialmente, ecco, come vedete è l'area veneziana dove verrà a edificarsi, per spiegare a chi ci segue magari anche da altre province non capisce bene. L'area in questione è prevista ed edificabile appunto al piano regolatore generale fin dal lontano 97 e solo in seguito come tale è stata acquistata dalla società. Quindi questo è un aspetto che hanno sottolineato. Il progetto di Veneto City riduce di circa il 30% la volumetria ammessa e disciplina razionalmente le destinazioni d'uso, altrimenti assolutamente libere. Non si tratta quindi di edificare o non edificare su quell'area, bensì di come edificare e cosa edificare. Punto 3. Il progetto è caratterizzato da elevata qualità urbanistica e architettonica, attenzione all'ambiente e al paesaggio, razionalizzazione viabilistica e idraulica, soluzioni all'avanguardia per il contenuto energetico. Inoltre grandi spazi pubblici a parco e piazze con costi di manutenzione a carico dei promotori. È un progetto di respiro internazionale che porterà notorietà al Veneto e alla Riviera del Brenta, creando occupazione, sviluppo e benessere. Sono previste opere di interesse generale, questo è il punto 4, fuori ambito per oltre 70 milioni di euro, oltre naturalmente alle normali opere di urbanizzazione interne, coniugando in modo equilibrato l'interesse pubblico e quello privato. Per concludere, per rispondere alle obiezioni più volte sollevate dai rappresentanti dell'associazione di categoria del commercio, quindi sostanzialmente a voi, ma penso anche l'ASCOM abbia fatto delle osservazioni, precisiamo che la destinazione commerciale è un aspetto secondario del progetto, tanto che tale destinazione è stata limitata significativamente, dal 100% ammissibile al 14% come massimo, e rappresenterà una percentuale dell'ordine del 10% dell'intero progetto, distribuita nell'arco di 10 anni. Per fare un confronto si tratterà di meno di un decimo di quanto approvato nei comuni di Padova e Mestre in un periodo analogo, senza peraltro alcuna obiezione di sorta da parte delle stesse categorie ore fiere oppositrici dell'iniziativa. Questa iniziativa è firmata dall'amministratore delegato dottor Rinaldo Panzarini e il presidente ingegner Luigi Endrizzi, naturalmente dimenticavo anche di citarlo. Questo è quanto, allora incominciamo un po' con le osservazioni in risposta a questa lettera, poi sentiamo naturalmente anche il sindaco che rappresenta una realtà territoriale e poi vediamo perché anche la Confesercenti di Padova e quindi allarghiamo il discorso. Franceschi. L'amministratore dice delle cose che sono vere, nessuno ha messo in discussione, diciamo, la legittimità da parte di questi operatori di intervenire in quell'area, nessuna azione di discredito da parte nostra. Quello che noi vogliamo fare e pensiamo sia giusto fare, così come abbiamo fatto in tutte le realtà, e non sempre purtroppo siamo riusciti a portare a casa i risultati, dove si realizzavano interventi della grande distribuzione. Diciamo però che questo è un intervento, credo sia l'intervento, lo dico ai telespettatori, il più grande intervento che si realizza nel nostro paese, intendo per paese l'Italia. Sì, ma è stato definito, io ho estrapolato tanti articoli proprio a livello internazionale. E quindi a livello internazionale. Qui non stiamo parlando di un intervento tradizionale della grande distribuzione, di un outlet, questo è 100 volte tanto. E quindi le ricadute di un intervento di questo tipo devono essere valutate con molta attenzione. Loro ritengono che sia un'opportunità, io ritengo sia una tragedia questo intervento. Io uso spesso un paragone, e cioè dico che gli effetti di Veneto City sono gli stessi che produrrebbe l'esplosione di una centrale nucleare, e cioè distrugge tutto quello che gli sta attorno, cioè quel tessuto socio-economico che è presente nel nostro Veneto, perché Veneto City non riguarda solamente il comune di Dolo e di Pianiga. E io trovo che sia una cosa probabilmente solo italiana che le sorti di una
di un'area così vasta possano essere decise da due comuni che assieme arrivano a 30.000 abitanti. Però c'era la provincia, poi c'è perché c'è una legge regionale che anche qui, secondo me, scavalcando alcune regole che nel governo del territorio non dovrebbero essere permesse, va bene, attraverso un protocollo d'intesa con regione e provincia si superano anche molto velocemente quello che è un iter invece che dovrebbe, per interventi di questo tipo, a partire dalla valutazione ambientale che non è stata fatta, perché quei dati dicono molto chiaramente se è permesso che non venga nemmeno effettuata la valutazione ambientale da parte della Commissione regionale, perché questa non è stata fatta. Va bene? Allora, anche le percentuali, perché a me sta a cuore il commercio, ma in realtà a me sta a cuore quello che significa più complessivamente Veneto City. Dice, ma del commercio c'è solo il 10%. Il 10% sono 100.000 metri quadri, lo dicono loro, non è che lo dica io, va bene? Il loro progetto dice 100.000 metri quadri di commerciale. 100.000 metri di commerciale, lo dico ancora ai telespettatori per farci un po' un'idea di che cosa stiamo parlando, è la programmazione prevista dalla Regione Veneto per i 6 anni, fatta 6 anni fa, per questo periodo. In questo periodo di 6 anni era stato programmato per tutto il Veneto che si potessero realizzare 100.000, anzi per la precisione 121.000 metri quadri di grande distribuzione, ma in tutto il Veneto. Qui se ne prevedono 100.000, no, non comprendeva perché anche qui c'è un tentativo di far rientrare questo intervento tra i piani strategici, va bene, che escono dalla programmazione, quella insomma tipica e tradizionale, adesso stiamo discutendo la legge regionale, vedremo un po' come esce. Ma per dire che questo tipo di attività, anche quando dicono creiamo nuova occupazione, non è assolutamente vero. Loro creano una occupazione, parlano di 7.000 nuovi occupati, dalle altre parti ne rimarranno a casa circa 20-30.000, perché quello che si realizza lì non sono le nuove economie che sono legate molto, diciamo, alla ricerca, all'innovazione, alla conoscenza, che sono le economie del futuro. Lì di moderno non c'è nulla, quello è il più vecchio, diciamo, idea di economia che si possa pensare, è quella degli anni 50-70. Cementificare, si portano delle attività sostitutive che stanno dalle altre parti e stanno in particolare nelle città, il commercio, va bene, le funzioni tipiche della città, vengono portate qui, parlano di piazze, faremo delle belle piazze, dei bei luoghi per il divertimento, il tempo libero non si passerà più nelle città, si passerà lì o tenteranno di far passare lì il tempo ai cittadini. Allora io dico che un intervento, quando dicevo degli effetti devastanti, è che distrugge le nostre città, perché nel momento in cui non ci sono attività, o vengono molto ridotte, le città diventano città fantasma, va bene? Le funzioni tipiche delle città vengono a meno, va bene? E io penso che le città, come il territorio, sia un patrimonio. Qui si sta discutendo, quando le persone illuminate, quando stanno pensando alle economie e al territorio, pensano a come le città e il territorio si ricostruisce su se stesso, senza consumare più un centimetro di territorio. Certo. Qui si sta facendo l'opposto, 1.600.000. Aggiungo solo una cosa, questo intervento prevede, se predetto da loro, 70.000 auto aggiuntive giorno. Ricordo anche qui ai telespettatori che 70.000 auto giorno erano le auto che transitavano sulla tangenziale di Mestre prima del passante e tutti si ricordano le code che si verificavano. Allora questo intervento, dopo che abbiamo tutti noi cittadini, va bene, avuto una boccata d'ossigeno dal passante, tutta la viabilità
complementaria, diciamo, delle nostre città sarà interessata da una viabilità e da flussi di traffico di questa portata. Signor Sindaco, chiedo adesso a lei, lei è un comune comunque dell'area, del territorio, ravvede un'utilità, non la ravvede un problema proprio per la sua realtà, alla luce poi ci dobbiamo portare, perché è stato approvato 10 anni fa a Soldoni sostanzialmente, il primo iter, in un'era completamente diversa da quella attuale. Non sappiamo tra 10 anni a ultimazione lavori, facciamo a spanne, conoscendo l'iter vari eccetera, 6 anni, 10 anni, quando sarà terminato tutto, dove noi saremo, come saremo messi. Lei come la vede? Perché quello spaventa anche. Intanto preciso che non sono qui a rappresentare i favorevoli, i contrari. No, infatti io chiedo proprio come sindaco. Perché sono sindaco di un comune limitrofo che però si pone una domanda originaria, cioè dove sono state le sedi di decisioni che inevitabilmente intervengono poi in un territorio molto più vasto, perché se si sostiene che è uno dei più grandi interventi d'Italia o vicino a qualche intervento fatto a livello europeo, significa che poi gli effetti non possono riguardare solo l'area, che in questo caso comprende i comuni di Dolo, Pianiga e anche in parte, piccola parte Mirano, che non ha sottoscritto l'accordo. Quindi quando è stato definito l'accordo di programma, noi abbiamo valutato anche come Consiglio Comunale subito il fatto negativo di non essere stati coinvolti, perché progetti di questa natura mettono al centro anche il modello di sviluppo o di scelta di pianificazione che dovrebbe riguardare appunto in primis una regione, ma in secondo luogo comuni che devono poi anche sapere, contestualizzare come, quando e in che modo compiere queste scelte. Quindi io, prima di dire se quelle motivazioni portate dai proponenti sono convincenti o meno, oppure sono legittime, perché quello che è stato fatto segue un percorso definito da norme regionali e da accordi di programma che sono appunto legittimi, ma sul fatto che non c'è stato un coinvolgimento delle comunità per capire in primis se il territorio ha bisogno, nelle scelte strategiche, di uno sviluppo di questo tipo. Non era la regione, dovrebbe essere la regione che a questo punto... Ecco, ma allora la mia critica a come si pone la regione di fronte a questo insediamento e al tema complessivo delle infrastrutture è che ha ha adottato una scelta centralistica che non è stata condivisa sufficientemente dal territorio. Riguarda infrastrutture importanti, riguarda anche l'aver visto gradualmente anche scemare una prospettiva industriale della nostra regione, ma anche di scelte che vadano a prevedere alternative occupazionali, scelte su settori determinanti che ovviamente abbiamo visto perdere nel corso degli anni, ma senza idee di prospettiva che siano all'altezza di quella che è la crisi che oggi il Veneto presenta. Quindi tutta questa discussione, che appunto prima di arrivare a dire se siamo d'accordo o contrari, è capire qual è l'esigenza di un territorio. E allora dal punto di vista commerciale, logistico, direzionale, ma insomma c'è qualche punto di domanda, perché noi siamo in una zona tra due grandi poli di Padova e di Venezia Mestre, che hanno già adottato nel corso degli anni delle scelte precise di sviluppo anche della grande distribuzione, ma anche di essere i due grandi poli città importanti. Noi siamo la Riviera del Brenta, una città diffusa che fa anche della riqualificazione ambientale, della presenza di un patrimonio storico, la sua vocazione, ed è ovvio che si deve interrogare se un centro di questo tipo è in grado di concentrare attività che invece vanno a sminuire quella che è, diciamo così, una visione dello sviluppo dei centri minori proprio su aspetti che riguardano anche non solo la parte commerciale, ma anche
quella che diventa il fulcro delle scelte, i centri direzionali, l'università, le scuole, cioè tutta una serie di ragionamenti che devono essere fatti a livello regionale sulla pianificazione. Mentre vediamo che strumentalmente c'è un piano territoriale di coordinamento, quello regionale, che non è stato adottato, che poi ovviamente però ha individuato delle scelte strategiche, abbiamo un piano provinciale che ne ha approvate alcune e altre meno, e poi abbiamo i famosi PAT locali che dovrebbero muoversi ognuno per conto proprio. Ecco, questo mi sembra nel 2011 una scelta, diciamo, miope rispetto invece a una visione generale che se dobbiamo... Io appunto non sono per il tasso di sviluppo zero, io sono per una crescita del nostro paese, anzi, se possiamo, però tenendo conto delle realtà se si può spendere anche due parole su quella che è la dimensione della crisi del paese Italia, è proprio sulle non scelte, sulla incapacità di essere competitivi con gli altri paesi europei sulle scelte fondamentali. E però questa discussione non l'abbiamo fatta nel territorio, non l'ha fatta la politica, non l'hanno fatta con le categorie economiche, e quindi ci troviamo a verificare se un piano può rispondere a determinate esigenze. Ecco, questo abbiamo detto anche, e ho detto ai miei colleghi sindaci, è tempo che le conferenze dei sindaci si occupino di queste cose, per poi anche passare attraverso una consultazione, una partecipazione delle persone che devono essere protagoniste anche delle scelte importanti, cosa che mi sembra che gli accordi di programma poi in qualche maniera riducono all'osso. Assolutamente. Nicola Rossi, quindi spostamento, stessa domanda, quindi spostamento del baricentro socio-economico del paese, come è stato definito questa opera edilizia, tra le più grandi appunto, giustamente sottolineava in Italia, ma così è stata anche oggetto di osservazioni e di fatto dovrebbe essere. Voi come la vedete in modo particolare? Perché Padova ha paura? Perché non soltanto i territori confinanti, perché comunque è una concorrenza ma magari un po' distante, no? Cosa c'è sotto? Al di là intanto non è che noi abbiamo paura, abbiamo delle certezze di quello che succederà. La nostra preoccupazione non è solo per le nostre attività economiche, la preoccupazione nostra è la qualità della vita che conosciamo, questa è la realtà. Allora, mi si dice... Poi, ora, facendo una piccola parentesi, ho capito bene, ma nella lettera dell'amministratore parlava di 1/10 della superficie esistente di Padova? Sì. Quindi la superficie commerciale di Padova è 1 milione di metri quadri? No, non so se non ha detto, non citava Padova, non citava Padova. Complesso della superficie di Veneto City. Di Veneto City. E quanti secoli ha impiegato l'attuale sistema? Insomma, tanto per capirci. La città di Padova ha 130.000 metri quadri di commercio, di superficie commerciale. Si sono costruiti in secoli, cioè questa è la realtà. Altri 130.000 si sono sviluppati negli ultimi 30 anni nell'asse che va dalla Stanga a Padova Est, però è qualcosa che si è costruito nel tempo, di naturale. Qui parliamo di una città ex novo, ecco, che nasce. Può dare una spiegazione a questo messaggio che è arrivato? Veneto City è un'opera inutile che soffoca il territorio e impedisce l'agricoltura, un agricoltore arrabbiato. Ma ha ragione, spiega un attimo il passaggio dell'agricoltura. Perché risponderei, ora che mi ha ricordato gli SMS, risponderei anche a una telespettatrice di prima che mandava una mail, un messaggino dove diceva che crea posti di lavoro, ben venga. Ma quali posti di lavoro? Ne perdiamo 30.000 e ne conquistiamo 8.000? Il saldo, cioè in matematica, è negativo. Perché si va a pensare che naturalmente ci possono entrare nuove attività produttive. Ma quali? Perché si parlava di polo logistico, di alti livelli internazionali. Allora, qui il problema è un malinteso. Qui non si crea nuova occupazione, si crea nuova disoccupazione. Noi ne perdiamo 30.000 e ne conquistiamo 8.000. Non mi sembra un saldo positivo. Distruggiamo il territorio, quello è certo. Ecco, perché dicevo l'agricoltore, perché io avevo letto anche degli atti che era già stata fatta una destinazione d'uso edificabile.
Quindi c'era stato un cambiamento di destinazione, se non sbaglio, sì, questo già è attuato. successo nel corso. Quindi non più comunque bisognava costruire. Non sono più, lì è stato fatto. Guardi, sono stati comprati terreni per uso agricolo, poi c'è stata una variazione, sono diventati per altro uso, quindi già qui c'è un primo passaggio, però il problema, oltre è il consumo del territorio e la qualità della vita che andiamo a minare. Noi siamo abituati ad avere una strutturazione commerciale di vicinanza. Ora, pensiamo a una roba per un momento. Nasce Veneto City. La nascita di Veneto City vuol dire la chiusura immediata, ma ne abbiamo certezza e contezza perché l'abbiamo già vissute queste cose negli ultimi 30 anni da quando è nata la grande distribuzione. Vuol dire la chiusura nella sola città di Padova di 800 esercizi commerciali. Mettiamo in chiaro questo. Vuol dire la chiusura nei piccoli comuni di tutte le attività di vicinato alimentari. Benissimo, nessun problema per chi realizza Veneto City, è indubbio. Però forse qualche problema per le famiglie, per gli anziani che vivono in alcuni comuni, che non hanno più, come dire, il negozio sotto casa e devono fare chilometri. È un anziano che non è più autosufficiente, ma che avrà bisogno di un'assistenza. Cambiano i parametri. Ecco, quello che si vuol capire nella collocazione anche logistica, quanto andrà vicino alle realtà Dolo e Pianiga sostanzialmente, e quindi quanto effettivamente... Ma no, ma questo crea, è un'onda, è uno tsunami, Questo è uno tsunami che colpirà non Padova in particolare, non Treviso, colpirà tutta un'area molto estesa, che vuol dire Mestre, vuol dire Treviso, vuol dire Padova. Si parla di residenzialità anche, quindi uno svuotamento dei... Si parla di uno svuotamento, si parla di costruire una nuova città. Meno. Cioè costruiamo qualche residenziale, non è che sia, però se andiamo a vedere lo schema sono 100.000 metri quadri negozi commerciali, 600.000 di parcheggio, 345.000 per showroom, centro congressi e fiera. Poi fiera e centro congressi poi ne discutiamo cosa vuol dire, perché non mi risulta. 72.000 metri quadri di albergo, 100.000 di cinema, palestra e spettacolo. Ora, la mia preoccupazione è che di tutta sta bella situazione ci troviamo solo 170.000 metri quadri fra ludico e commerciale e recettivo. Allora, che a quel punto una cittadella del consumo, una cittadella commerciale. Questa è la nostra vera preoccupazione, che Veneto City alla fine non riuscirà... Cioè, facciamo l'esempio per far capire ai nostri telespettatori, tipo quello che si era parlato, la cittadella della moda, gli outlet, una cosa del genere, moltiplicato per. Sono progetti enormi, chissà quanti anni per realizzarli e con quali finanziamenti, perché non pensano a riqualificare Porto Marghera? Esattamente, ma è quello che... Cioè, allora, se ci deve essere del cemento su un'area che tra l'altro non conosciamo i problemi idrogeologici dell'area. Infatti questo volevo toccarlo. Bisogna vedere poi cosa succede. Abbiamo delle aree che hanno dei gravi problemi, Marghera, ma le stesse zone industriali. Andiamo a fare direzionale a Veneto City quando potremmo farlo nella ZIP che presenta gli indubbi problemi che presenta. Le aziende purtroppo non sono più dimensionate come nel passato. Hanno delle riduzioni, per cui abbiamo capannoni vuoti. E allora cosa facciamo? Distruggiamo territorio, lasciamo cementificato un territorio che rimarrà in degrado? C'è un controsenso particolare, totale, ma quello che a me preoccupa, e non solo a me, ma preoccupa alla nostra associazione, è che alla fine Veneto City vorrà dire 100.000 metri quadri di commerciale. Questo è il vero nodo non per niente abbiamo di tutta questa storia, perché fiera, dove vuoi, cioè cosa vuol dire? Facciamo il polo fieristico Veneto? Dubito, perché già tra problemi Venezia, Padova... Non è possibile, perché il polo... Allora, cosa si realizzerà a Veneto City? Un polo fieristico Veneto? Cioè, cosa vuol dire polo fieristico Veneto? Prendiamo Verona, la chiudiamo, la portiamo a Dolo, prendiamo Belluno, la chiudiamo, la portiamo a Dolo, prendiamo Vicenza, la chiudiamo, la portiamo a Dolo, prendiamo Padova, la chiudiamo, la portiamo a Dolo, Treviso, Rovigo, quello che c'è a Rovigo, Venezia, quello che c'è, portiamo tutto a Dolo. Non mi sembra possibile percorrere, perché Verona ti dice, no, un momento, io tra Vinitali
Fieracavalli, agricoltura, eccetera. Poi io guardo più verso la Lombardia. Non vengo a Dolo, quindi non queste chiudo. sono un po' le componenti. Torniamo anche adesso sugli argomenti, dopo sentirò anche il signor Sindaco relativamente all'aspetto idrogeologico, perché questo poi riguarda tutti i comuni limitrofi e se è stato fatto anche uno studio al riguardo, perché questo è molto importante. Andiamo però in pubblicità subito, pochi minuti, poi ritorniamo insieme. Se volete partecipare e dire anche la vostra opinione, telefonateci. Allora, eccoci qua, sono arrivati anche altri messaggi che puntano un po', adesso li vediamo anche rimessi in onda, sull'aspetto della salute dei cittadini, perché effettivamente quando si parla di queste strutture che vanno a sorgere sul territorio, molti si pongono il problema, ma siamo già molto costipati, che ne sarà della nostra salute? Io chiedo questo punto di vista strettamente collegato qua, siamo stanchi di cemento e vivere tra smog e traffico e uccidere economie locali per arricchire i palazzinari, Giuseppe da Pianiga. Poi c'era anche un altro messaggio che era arrivato sempre dal territorio naturalmente coinvolto e chiedo a lei signor Sindaco, parliamo di aspetto anche idrogeologico che è molto importante, perché lo sappiamo benissimo, lo dico più volte perché è una realtà, quando si costruisce, si cementifica, l'acqua non trova più il suo sbocco naturale e naturalmente va da altre parti. Questo ne abbiamo parlato anche in trasmissioni dedicate ai nubifragi periodici, adesso ci avviciniamo ai tragici periodi di grandi piogge, sono bastati 4 centimetri, cioè anzi no, sono arrivati 4 centimetri nell'arco di pochissimo tempo, proprio ieri in alcune zone hanno devastato. Qua dice Veneto City, opera devastante che distruggerà la riviera, così come opere inutili e dannose per la salute del cittadino sono la camionabile sull'idrovia e la Romea commerciale. Lei come la vede? Sa di studi condotti? Indubbiamente la questione idrogeologica è una nostra emergenza. Perché poi quel territorio è delicatissimo. Sì, ma del Veneto, ma anche della Riviera del Brenta. Indubbiamente sono stati gli ultimi anche eventi a provocare problemi di non poco conto. Ecco, qui non conosco se c'è uno studio adeguato dal punto di vista del rischio idrogeologico. Si sta parlando in questi ultimi tempi del ruolo, per esempio, che potrebbe assumere l'idrovia dal punto di vista del canale scolmatore e difatti la provincia adesso ha ripresentato, ha convocato i sindaci per presentare il progetto variantato della camionabile che a fianco ha anche il canale scolmatore e desta in me non poche preoccupazioni perché tutte le acque da Padova verso la laguna dovrebbero passare per l'idrovia che fino a questo momento non ha avuto problemi dal Novissimo, dal Brenta nei momenti di piena appunto verso il mio territorio. Quindi è chiaro che dove costruisci devi mettere a fianco un piano delle acque perché da quando c'è il commissario straordinario questo è diventato anche per i piani più piccoli, per tutte le costruzioni obbligatorio ed è giusto, ma noi patiamo ritardi che hanno visto insomma, pianificare anche l'utilizzo del territorio in maniera diciamo, sbagliata, provocando gravi problemi anche a quartieri e intere città. Quindi questo è un aspetto che è problematico e che non è chiaro che tipo di progetto abbia all'altezza dello sviluppo di questo progetto stesso. L'altra questione è la viabilità, perché noi siamo in un crocevia, veniva detto la Romea commerciale, la strada sull'idrovia, ecco, persistono in un'area che ha già un obiettivo da tempo, quello di sgravare il traffico dalla Riviera del Brenta, perché è considerata, anche con il fatto che è stato fatto il passante, con le bretelle di collegamento che si stanno realizzando, è il nostro diciamo, lungo fiume che potrebbe essere esatto, appunto dal punto di vista turistico valorizzato. Ecco, questo progetto se incrementa il traffico sulla Riviera del Brenta sicuramente rappresenta un problema. Io lo interrompo solo un attimo perché abbiamo in linea una telefonata, quindi un attimo solo in sindaco, dopo le do la parola. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Roma. Prego. Grazie. Posso? Sì, dica. Allora, io sono molto indignato, innanzitutto con la politica, in quanto ho ricevuto tanti torti dalla politica, sul lavoro eccetera, però a parte questo voglio dire, io abito in zona, se conoscete, zona Cinecittà, allora hanno fatto, i municipi fanno dei lavori assurdi
ristringono le strade, tolgono il posto alla macchina ai cittadini per parcheggiare, in quanto fanno dei marciapiedi altissimi, no? Allora, che succede? Un cittadino per parcheggiare la macchina deve girare un'ora. Quello che mi fa rabbia è che si parla di inquinamento. Allora, invece di creare i posti macchina di più alla gente, che succede? I municipi fanno i parcheggi sotterranei per venderli a 40.000 euro, beato chi se li può comprare. Allora, e poi un cittadino che gira per fare il posto macchina, poi la mette così alla bene meglio. Arrivano i vigili e fanno 80 euro di multa, 80 euro, badate bene, 160.000 lire, che a tempo delle lire erano 40.000 lire le multe. E questo mi fa ancora più rabbia, perché sono un pensionato con 1.000 euro al mese e quando prendo delle multe assurde, mi ci rode tanto. Certo, non allora, è chiarissimo. Signori municipi, si dassero una mossa a fare i lavori meno complicati e aiutare i cittadini a parcheggiare, a trovare il posto macchina prima, perché girare un'ora. Certo. Poi si parla di inquinamento, è lì che mi fa rabbia, è quella è lì che ho l'indignazione dell'inquinamento che parlano tanto. Va Perfetto, bene, grazie del suo intervento. Mi sono sfogato, il mio sfogo. C'ha ragione, grazie a lei del suo intervento. Secondo me l'intervento del nostro telespettatore, comunque per quanto riguardi la realtà di Roma, un'altra situazione, si può anche collegare a questo tipo di situazione, cioè il cittadino si trova a volte incastrato in cose che non sente, non vuole, eccetera, e poi che gli diventano più onerose, indubbiamente, perché tante volte questa è la rabbia di molti, no? Cosa dice? Ma allora, se si pensa alla qualità della vita, se si pensa ovviamente agli errori del passato, noi dovremmo essere la generazione che non si può più permettere errori strategici. E allora la questione della viabilità, dei flussi di traffico, dell'inquinamento, la questione idraulica fa parte ovviamente della qualità della vita che sta all'interno di scelte di pianificazione. Per questo dicevo prima, non possiamo avere strumenti e modi di pianificare in maniera disarticolata e diversa, ognuno per il proprio pezzo. Quindi interventi come Veneto City, ma anche quelli che riguardano le grandi infrastrutture, devono essere condivisi da un territorio che poi deve trovare anche nella modalità di attuazione di alcune scelte le compatibilità, e usando questa parola che io dico, non è miracolosa, ma quando si dice un intervento sostenibile mette sul piatto della bilancia i costi con quelli che sono i benefici. È vero che non esiste un intervento ad impatto zero e a costo zero, bisogna tenerne conto. Se dobbiamo anche ragionare su un modello competitivo dobbiamo ovviamente tener conto che delle scelte bisogna prenderle, però inerente con quello che è la compatibilità con l'ambiente in cui queste si collocano. E il nostro è un ambiente, per fortuna, molto delicato e fragile e che ha anche un patrimonio storico di tutto interesse che deve essere valorizzato in altro modo. Certo. Ecco, non basta le alluvioni date dalla cementificazione del passato. Aggiungiamo Veneto City a peggiorare la situazione esistente. Politici a casa. Sonia, chiedo alla regia se mi mandino anche il messaggio precedente, così possiamo rispondere a tutti e due i messaggi dei cittadini. Franceschi. Sì, questa è una preoccupazione che abbiamo un po' tutti. Io volevo un po' riprendere l'argomento legato un po' alla prospettiva di questo nostro Veneto, ma anche della Riviera del Brenta, e cioè quali sono le economie sulle quali dobbiamo costruire la ripresa e la crescita di questo nostro paese, di questo nostro territorio, tenuto anche conto della crisi economica sulla quale magari dopo andiamo a parlare anche di qualcosa diciamo. No? Parliamo anche dell'IVA al 21 che molti ci hanno chiesto di dedicarci un attimo. Sì, Nicolò, parliamo dell'IVA al 21. Con piccolo... so che freme anche con piccolo richiamo alla lettera dell'amministratore. Sarei curioso di sapere se nel 1997, quando è stato fatto il cambio di destinazione d'uso con una variante urbanistica, i terreni erano ancora di proprietà degli agricoltori, io mi auguro di sì, perché nel momento in cui li hanno ceduti agli investitori forse qualche guadagno l'hanno avuto,
Ho qualche dubbio però che sia così, e cioè che i terreni fossero già invece di proprietà degli investitori e li avevano forse acquistati a un valore agricolo. Ma detto questo, io penso che la nostra economia sia un'economia oggi, lo diceva anche il sindaco sulla responsabilità che hanno le nostre generazioni, non possa più essere legata a quello che abbiamo vissuto in tutti questi anni. E cioè io credo che nella nostra consapevolezza abbiamo fortemente compromesso il nostro territorio veneto con capannoni, con una edificazione diffusa anche dal punto di vista della residenza, senza un vero governo del territorio, in nome del benessere, della capacità anche che l'imprenditoria locale aveva, grandi regole non ce n'erano, e quindi abbiamo pagato un prezzo consapevole perché nel nome del benessere e della ricchezza che siamo riusciti a costruire, frutto anche del lavoro della gente, sia delle imprese che dei lavoratori, abbiamo costruito questo nostro Veneto. Questo sistema è andato in crisi. C'è una crisi, diciamo, globale dell'economia, c'è una crisi anche di alcuni modelli di sviluppo. Ora, questo territorio deve essere oggi riqualificato. Quando dicevo prima che la riqualificazione dei territori deve passare, lo ricordavi anche tu prima Nicola, quando parliamo dei tanti capannoni che ci sono vuoti, io credo abbia più senso fare delle concentrazioni dei volumi che ci sono, lì dove le aree sono già fortemente compromesse e dove gli insediamenti sono di quel tipo, ma così vale anche per la residenza, per le città, dove dobbiamo ricostruire le città su se stesse. Va bene? Allora, la Riviera del Brenta, tra l'altro, che sta con un po' di fatica, assumendo sempre più anche una vocazione turistica, come diceva il sindaco, come ricordava prima il sindaco, anche questa vocazione turistica verrebbe fortemente compromessa da un insediamento di questo tipo. Continuo a ripetere, Veneto City non è la modernità, Veneto City è il vecchio, è l'arretratezza. Lì non si costruisce l'economia, la ricchezza e lo sviluppo del futuro. Lì non diamo niente alle nuove generazioni, a quelle di cui dobbiamo preoccuparci, visto soprattutto i giovani, visto le difficoltà che hanno di trovare occupazione. Va bene? Perché lì si crea disoccupazione. Assolutamente, quello però che cioè chiedo... il saldo sarà negativo. Assolutamente, un attimo solo che abbiamo una telefonata, chiedo conferma dalla regia perché non riesco a vedere il monitor. Pronto? È caduta la telefonata, vediamo se riusciamo a ripescarla il prima possibile. Nicola Rossi, c'è un problema tipicamente italiano e l'abbiamo visto. Quale? Quale dei tanti? Allora, se parliamo di opere invece importanti per la salvaguardia, il famoso Mose, parliamo di opere di viabilità, parliamo di tantissime cose, questo poi fa parte, che hanno degli iter lunghissimi, parliamo del passante che anche quello ne aspetta e che ha avuto però il passante ha avuto agevolazioni perché con l'intervento del commissario è stato fatto molto rapidamente, perché quello era partito un po' in lentezza, poi ha avuto l'abbrivio rapido per fortuna. Però comunque esatto, per fortuna. Qui stiamo parlando inizio 2002, no? Sostanzialmente decisione di questo progetto. 2002, pensiamo cosa eravamo, l'Italia del 2002, il Veneto del 2002, pensando un po' indietro, era stato il primo discorso delle Torri Gemelle, per cui eravamo in un momento, però stavamo anche molto bene, c'è stato poi un periodo di crescita. Arriviamo al 2011, non è stata posata ancora la prima pietra, termine dei lavori. Facciamo la grande 2016, ipotizziamo, farla veloce, 2016-2017. Quindi abbiamo un arco di tempo veramente lunghissimo tra l'idea di un imprenditore di creare una cosa e la realizzazione. Nel frattempo succede di tutto e di più, perché ovvio, è normale questo. Non è sempre una cosa incongrua, perché magari in un lontano 2002 la situazione era diversa e poteva non causare tanto danno all'economia. Esatto. Ma stiamo scherzando? È quello che le pongo come provocazione. No, Veneto City, noi dal 2005 che abbiamo sollevato tutte le obiezioni, parlare da adesso, tutte le obiezioni possibili. Veneto City
è qualcosa di innaturale, proprio per noi e poi per altri può essere, però noi nel 2005 abbiamo cominciato, nel momento in cui abbiamo capito di cosa si trattava, che idea era sostanzialmente, qual era l'idea, quali erano poi i reali risvolti che vedevamo noi. Bene, allora abbiamo cominciato a discutere della cosa. Quindi già dal 2005. Perché le sofferenze, il nostro mondo del commercio già aveva delle gravi sofferenze all'epoca. Ecco, questo è importante, volevo arrivare a questo punto. Un attimo c'è una telefonata, vediamo se riusciamo a prenderla. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, sono Cristiano. Da dove chiama? Io sono di Vigonovo. Prego. E mi definisco un cittadino della Riviera del Brenta. Vorrei quindi confermare quanto è stato detto dalle persone che sono lì in studio, la mia contrarietà a un'opera devastante come Veneto City, che sicuramente creerà qualche migliaio di posti di lavoro lì, però li porta via negli altri posti, diciamo. Quindi è sicuramente una perdita in termini di posti di lavoro. Però volevo anche evidenziare la mia contrarietà alla continua cementificazione che viene fatta. Certo. Cioè mi chiedo, strade inutili come una camminabile sull'idrovia, ok, che teoricamente dovrebbe portare via un traffico dalla Riviera del Brenta, ma sappiamo benissimo che il traffico della Riviera del Brenta è un traffico prevalentemente locale e va a distruggermi interi paesi, passare vicini a asili nido, distruggere parchi, ok, portare inquinamento. Poi sappiamo che le polveri sottili non intaccano solo chi abita nella zona, ma intaccano anche a chilometri, voglio dire. Mi chiedo se stiamo scherzando. Che senso ha il voler distruggere la Riviera del Brenta, insomma, con queste opere? Certo. Cioè, me lo sto chiedendo veramente se ci teniamo la nostra Riviera del Brenta o vogliamo rovinarla invece di valorizzarla. Utilizziamo quello che è già fatto, voglio dire, perché dobbiamo andare praticamente continuamente a cementificare. Assolutamente. Grazie del suo intervento, Cristiano. Va bene, okay. Grazie, molto gentile. Salve, arrivederci. Rossi e poi il signor Sindaco. Il timore non è solo per la Riviera del Brenta, ripeto, il timore è per Padova, Treviso, Mestre, è un'area molto ampia e i nostri timori li abbiamo sollevati già dal 2005. Ma cosa è successo? Non ho sortito. Ma è successo alla fine che l'accordo di programma è stato fatto, addirittura è stato ritenuto dalla commissione istituita dalla Regione Veneto di valutazione che addirittura non serviva neanche la VAS che viene applicata per piccole aree, tu fai qualcosa di 2, 3, 4 mila metri quadri, immediatamente il parere, qui sembra che non è necessaria la valutazione. Signor Sindaco, ecco, lei si sarà confrontato con i suoi colleghi limitrofi, perché effettivamente qua si parla di due comuni. 70.000 auto al giorno. Ci sarà stato un momento di incontro, di confronto, perché poi sì, non è tra i vostri due comuni, ma lei Mira è vicinissimo. No, per spiegare logisticamente chi ci segue da lontano, Dolo, Mira, Mirano, sono tutte uno di seguito all'altro, fare il cordone lungo la Riviera del Brenta, dove ci sono tra l'altro bellissime ville, oltre che un percorso navigabile, ciclo-navigabile, eccetera, e naturalistico, con un ecosistema molto delicato. Ma allora il territorio è un tutt'uno. È la cosiddetta città. Ma nel confronto c'è stato? Città diffusa. No, dicevo all'inizio, noi non abbiamo avuto livelli di confronto, nemmeno di coordinamento a livello più ampio, quello regionale, quello provinciale. E nemmeno abbiamo discusso nella sede della conferenza dei sindaci come questi interventi che si prospettano possono incidere complessivamente nell'assetto del territorio. Perché io vorrei anche ragionare su questioni che riguardano nel dare risposte a chi oggi una crisi così pesante sta anche soffrendo problemi di occupazione. Infatti. Noi siamo comuni che hanno gravitato dal punto di vista dell'occupazione principalmente su Porto Marghera. Noi siamo comuni che hanno comunque anche una vocazione sulla produzione delle scarpe, che anch'essa oggi vive una stagione non felicissima e che deve quindi tentare di capire qual è la sua vocazione, perché per tanti anni ci è stato detto che per esempio la chimica doveva sparire da Porto Marghera, accordi anche qui nazionali, e però alla fine, certo, gradualmente si è spenta come risposta occupazionale o produttiva di sviluppo, e in alternativa non si è costruito nulla.
Quindi noi dobbiamo anche porci questo problema che migliaia di persone oggi rischiano il posto di lavoro e non hanno una prospettiva adeguata. Però questa discussione bisogna farla tutti insieme, sapendo anche qual è, tra virgolette, il prezzo che siamo disposti a pagare per uno sviluppo che dia occupazione ma al tempo stesso anche sostenibilità ambientale. Assolutamente. Un attimo, questa non è stata ancora fatta, questa discussione. Ecco, una telefonata caduta. Vediamo se la regia riesce a recuperarla tra poco. Sì, appena la riusciamo a recuperare la mettiamo in onda. Volevo finire su questo, per cui un territorio come il nostro, che è un crocevia fondamentale europeo, deve intanto interrogarsi: porto, aeroporto, strade, infrastrutture che ha, come le mette a sistema e come poi favorisce un certo tipo di sviluppo che tenga conto anche delle compatibilità dei piccoli comuni che persistono nel territorio. Ma non è solo la Riviera del Brenta, è anche tutto il Trevigiano, è anche ovviamente realtà che hanno visto lo sviluppo produttivo in maniera confusa ed eccessiva. Noi tutta questa discussione la lasciamo, non lo so a chi, ma sicuramente non può essere relegata ai privati. Certo. Deve essere una discussione pubblica della politica, è la prima, è la madre delle discussioni che deve essere fatta. Sì, io voglio anche dire al Sindaco che io penso che una delle grandi questioni che ha questo nostro Veneto... Un secondo solo Franceschi perché c'è la telefonata, se no non riusciamo a tenerla, grazie. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo ho visto il mio sindaco. Da dove? Da Mira. Da Mira, perfetto, sì, dica. No, volevo dire, cioè per esempio a Marcon, già a Marcon per esempio c'è la porta a nord che ci sono tutta una serie di capannoni vuoti, costruiti, vuoti praticamente, investimenti buttati là, con tutto quello che hanno fatto col Vade il Castorama, e poi mi chiedo, in un momento di crisi, che c'è addirittura l'Italia che rischia il default finanziario, questa gente da dove è che prende tutti questi soldi per fare questi investimenti allucinanti che per una famiglia normale per costruire una casa deve lavorare una vita? Certo. E poi ci guardano il fondo d'Italia che vogliono fare il porto fuori, modificare tutto il Mose che fanno, il passante di Sera e la metropolitana che arriva fino all'Arsenale sotto il covo. Stanno facendo cose allucinanti e la gente non arriva neanche più a fine del mese. Siamo del fondo dello Stato italiano. Ma chiarissimo in questo senso. Grazie, purtroppo non la si sente bene perché ci deve essere un problema di linea telefonica. Comunque abbiamo capito il suo messaggio, molto gentile aver chiamato, grazie. Franceschi, rispondendo anche al nostro telespettatore. Sì, che c'è un grande tema che si chiama governo del territorio, cioè io non so se, spero che il sindaco e i sindaci non si arrabbino su questa mia considerazione. Cioè io trovo che lasciare un'autonomia così totale e completa di governo del territorio attraverso gli strumenti urbanistici, decidendo anche degli insediamenti della portata di Veneto City, nelle mani di un solo comune, sapendo che le ricadute poi non finiscono dentro quel perimetro, probabilmente questo ci deve portare a riconsiderare in qualche modo gli strumenti e le regole che riguardano la gestione del territorio, perché c'era uno strumento che poteva aiutarci, che nella legge regionale, che sono i patti, e cioè, traduco, anziché ogni comune faccia il proprio piano regolatore, si mette insieme agli altri comuni e fanno un unico grande piano regolatore, così si chiamava, adesso si chiamano patti. Allora, questo è in qualche modo, i sindaci devono sempre più sentire la necessità e avere questa consapevolezza e cultura che la dimensione, quando si parla di queste cose, non finisce nel loro comune e sempre più ci vuole una capacità di governo del territorio che riguarda delle aree molto più vaste.
Non è possibile, quindi, per arrivare proprio alla considerazione che facevo inizialmente, che un comune come Pianiga e Dolo decidano le sorti di un'area vasta senza aver almeno, visto che quegli strumenti non li hanno adottati, trovato dei momenti di concertazione e di confronto con tutto il territorio. Perché... Un attimo solo che sì, una telefonata perché abbiamo problemi dopo. Pronto? Sì? Sì, da dove chiama? Buonasera. Buonasera signora conduttrice, sono Luciano da Lignago. Sì, prego, dica. Buonasera, lei e i suoi ospiti. Cari signori, qua vi parlo un anziano di circa 70 anni, con 30 anni di migrazione in 4 fratelli, perché abbiamo una famiglia di 9. Cari signori, il Veneto l'abbiamo fatto noi veneti. Io, quello che ho nel cuore, non solamente i miei figli e i miei nipoti, tutti i giovani, soprattutto veneti. Perché, cari signori, incominciando dal mio partito Lega, sta sbagliando tutto. Perché capisco che il Veneto aveva bisogno di una certa immigrazione, ma non di un'invasione del genere, che abbiamo cinesi che lavorano €1 all'ora, che clandestini nelle campagne. I signori sindacati vadano a vedere. Dunque, quando i nostri figli, magari studenti, potevano andare alle medie, quando era bassa padovana o veronese, ora sono tutti stranieri clandestini, pagati ben poco, rubati si può dire. Senza contare quello che succede nella città di Padova, la Lega che ha dato 30.000 permessi di soggiorno umanitari che vengono qua a rubare, saccheggiare e far paura alla gente. Perciò, cari miei, il discorso è questo: se non siamo uniti tutti i partiti, non è questione di destra e sinistra, i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti non avranno nessun avvenire. E ricordatevi, signori, che il Veneto l'ha fatto i nostri genitori, i nostri nonni e noi, e lo sta godendo gli stranieri. Grazie, grazie del suo intervento, molto gentile. Ecco, la paura anche un po' anche i veneti lo stanno godendo. Sì. Comunque è un timore, una sensazione diffusa, ma quando ha accennato il discorso dei cinesi, poi si parla dell'argomento delle contraffazioni e del lavoro non legale che mette in ginocchio anche moltissimi commercianti, peraltro, che devono chiudere, è una realtà che purtroppo sta diventando sempre più tangibile. Prego. Posso tornare un po' molto velocemente? Io devo dire sull'unità. Noi abbiamo un territorio qui che deve decidere su una scala molto grande quali sono le opere e le aree sulle quali intervenire. Si vuole intervenire sul quadrante di Tessera, dobbiamo riconvertire Porto Marghera, perché io credo che quello sia un intervento obbligato. Lì c'è poco da discutere. Se c'è un'area sulla quale si deve intervenire è lì, ma è chiaro che se tu dai un'opportunità a un imprenditore di intervenire in un'area, tu la acquisti terreno agricolo, quindi la paghi poco, va bene, poi la trasformi in produttiva, è chiaro che hai tutto il vantaggio ad acquistare quell'area e investire lì. Vuol dire che a Marghera non c'è un'opportunità? Ma per forza, ma non ci sono le opportunità, perché si continua a dare la disponibilità di territori, va bene, come quello in cui si insedia Veneto City, e invece bisogna dire stop. Basta, non si usa più chi governa il territorio, le amministrazioni locali assieme alla regione, che i piani strategici, un minimo di strategia di come il nostro Veneto sarà da un punto di vista infrastrutturale, e una volta fatto questo decidere quali sono, diciamo, le aree su cui si insediano degli insediamenti che hanno una valenza sovracomunale, sovraprovinciale o sovraregionale, lo deciderà un organismo superiore. Certo, questo è importante, assolutamente. Dopo passo la parola a lei, signor Sindaco, un attimo solo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? È in linea? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Verona, mi chiamo Gianni, buonasera. Buonasera, dica. Ho sentito, perché ho aperto la trasmissione adesso, ho sentito che state parlando di cementificazione. Sì, 30 anni fa la statale 11 aveva questo bel panorama delle colline, Soave, Montebello. Se qualcuno di voi conosce quella statale, ormai non si può più vedere la collina, perché i signori politici ben pensanti hanno pensato bene di fare delle zone industriali, capannoni allucinanti in quella bellissima statale. Non si vede più Soave, non si vede più la collina, che erano bellissime 30 anni fa. Ci sono dei posti in aperta campagna dove nessuno vede quelle brutture, ma perché non c'è un organo a livello regionale che
che può controllare cosa fanno i piani regolatori dei vari comuni? Certo, grazie del suo intervento. Signor Sindaco, cerchiamo di rispondere anche a questo, che poi è l'interrogativo, c'è l'interrogativo, certo, l'appello anche di Franceschi. La proposta del Franceschi. piano paesaggistico regionale, sono tutte cose che comunque arrivano dopo tanti errori. Però per rispondere al telespettatore, prima che, se non ho capito male, si faceva un po' il partito della Lega, facendo un richiamo che dovremmo essere tutti uniti per non so, sviluppare il Veneto al di là di chi l'ha costruito e chi lo sta godendo. Ma io come principio sono d'accordo, cioè se il territorio, se gli interessi delle comunità diciamo, dovrebbe essere il fine della politica, la politica dovrebbe fare un ragionamento omogeneo dalla testa fino ai piedi, cioè, e mi spiego. La Regione Veneto, nel momento in cui sottoscrive un accordo di programma, immagino condivida certi progetti. E quindi poi alla fine scopriamo che a livello locale invece i partiti che fanno parte della maggioranza della Regione Veneto sono in disaccordo, quindi alcuni, e sul piano infrastrutturale ci sono opinioni molto diverse sul fatto che queste opere, proprio perché incidono sui territori, non ci vedono tutti d'accordo. Però sono opere che da una parte c'è l'accordo di programma che sottrae ogni valutazione locale. Le infrastrutture sono in legge obiettivo e quindi i sindaci vanno ascoltati ma non hanno nessun tipo di parere vincolante, quindi è anche il metodo che bisogna cambiare, perché in altri paesi europei la concertazione si fa prima. Si perdono 4-5 anni per spiegare che quella è un'opera strategica che va mitigata, che va ridimensionata, ma si parla con la popolazione prima di attuare i progetti. Qui facciamo il contrario, cioè noi decidiamo a livello nazionale o a livello regionale che si fanno delle cose, poi andiamo a bussare alla porta ai sindaci o alle comunità e diciamo ma siete d'accordo perché questa cosa è un'opportunità. Ecco, vorrei capire se è un'opportunità prima. Perché certo. Però altrimenti poi alla fine insomma, succede quello che sta succedendo, certo. Che possiamo solo porci delle domande quando il sacco è già chiuso. Un attimo Nicola Rossi, poi andiamo in pubblicità naturalmente. Rispondendo anche al messaggio del telespettatore, che poi anche era la domanda di un altro telespettatore che ha telefonato, c'è un momento così di crisi, di congiunturale eccetera, ma dove si trovano questi capitali, questi soldi? Questa è una bella domanda, perché effetti... attenzione, vabbè, Veneto City, però poi ci saranno degli interventi da parte di altre aziende, no? Di privati sostanzialmente, tutta certo, un'entità privata questo no? che non comprendiamo. In un momento ci sono delle compensazioni anche pubbliche, però bisogna capire come si pagano queste compensazioni pubbliche. Bisogna vedere anche un po', ma in un momento di contrazione dei consumi fortissimo, in un momento in cui qua rischiamo da un momento all'altro, c'è una situazione economica, ne parliamo dopo, magari in maniera più diffusa, però bisogna che affrontiamo anche il discorso dell'attuale situazione economica. Cioè, effettivamente io non riesco, poi tra l'altro non mi è noto chi sono gli imprenditori che di fatto, come dire, entreranno nel business, chiamiamolo. Ci sono, Nicola. Ci sono, ma... sono anche famosi. No, sono famosi, ecco, allora escludiamo i famosi, non conosco. Ecco. No, ci sono interessi veramente conosco grossi, che ci sono delle grandi strutture finanziarie, ci sono delle grandi... Possiamo dire e ricordare ai telespettatori che, che noi abbiamo organizzato, noi della Confesercenti... Ci mettiamo in video cortesemente dalla regia, prima l'ha messo anche prima il cartello rosso con la manifestazione. Abbiamo organizzato, e quello è il manifestino che abbiamo fatto, eccolo qua, una manifestazione lunedì 26, un corteo automobilistico
Ah, automobilistico. Facciamo un rally, facciamo il rally ma Padova. l'abbiamo fatto volutamente automobilistico. Io leggo qui, ritrovo a Mira nel parcheggio del centro commerciale Mirasole, quindi a Mira nel suo comune, signor Sindaco, e questo per i veneziani. Per i padovani ritrovo a Padova in piazza Savelli, sede Confesercenti provinciale, cioè dalla parte opposta del centro Giotto sostanzialmente. Qui 9:30 il punto d'orario di partenza, 10 cortei si dirigeranno a Dolo percorrendo la riviera del Brenta, giusto? Arrivo delle 10:30 dei cortei presso il parcheggio degli impianti sportivi di Dolo in via Rino, e poi alle 10:45 ci sarà una serie di interventi che spiegheranno alla cittadinanza le vostre ragioni sostanzialmente. Alle 11 c'è il corteo che sfilerà per le vie di Dolo, e alle 12 consegna da parte di una delegazione delle migliaia di firme raccolte al Presidente della Regione del Veneto, al Presidente della Provincia e ai sindaci dei comuni di Dolo e Pianega. Una raccolta firme. Io chiedo rapidamente, dopo andiamo in pubblicità, tranquilli. Queste firme serviranno, possono servire o non possono servire? Devono decidere gli amministratori, i responsabili, chi ha la responsabilità politica che ha fatto queste scelte, se le vuole considerare o meno queste firme, ma soprattutto deve considerare che c'è un'associazione di categoria come la Confesercenti. La CIA? C'è la CIA, c'è l'associazione Un Fiume di Ville, c'è il CAT, e Lega Ambiente. la Lega Ambiente, ma assieme a quello ci sono tante adesioni che stanno arrivando di soggetti istituzionali e delle parti sociali che aderiscono a questa nostra iniziativa, a partire dal comune di Padova, il comune di Venezia, al comune di Mira, al comune di Spinea, a tanti altri piccoli comuni, al movimento consumatore, alla CGIL metropolitana di Venezia e tante altre adesioni che noi ci aspettiamo. Dicevo che faremo il corteo di auto e abbiamo deciso volutamente questa forma di protesta perché vogliamo dimostrare a tutti i cittadini che cosa significa in minima parte, va bene, che cosa significa una piccola parte di auto, va bene, nella riviera del Brenta. Ecco, poi bisogna pensare che sarà 100 volte tanto. Ecco, qua c'è scritto Veneto City, un'opera privata, se in regola con le autorizzazioni verrà edificata. Mi chiedo se non convenga a tutti, categorie incluse, ragionare come farlo al meglio questo intervento. Grazie, Paolo da Fossò. Tutto chiaro. No, assolutamente no, perché su questo noi siamo molto intransigenti, nel senso che pensiamo non ci siano mediazioni, noi facciamo la nostra battaglia, poi la politica si assumerà la responsabilità se dare continuità o meno a questo progetto. Noi pensiamo sia una follia pura, va bene, significa compromettere il territorio per i prossimi anni, compromettere lo sviluppo di questo territorio, quindi noi lo contrasteremo nelle forme e nelle mode che ci sono consone, molto pacifiche, democratiche, senza demonizzare nessuno, ma siamo, come dire, ogni tanto speriamo che il buonsenso e la ragione vinca, ogni tanto. Chiarissimo. Andiamo subito in pubblicità, naturalmente. Allora, se volete chiamare, prenotate le vostre chiamate, noi vi rimettiamo in onda naturalmente dopo la pubblicità. Parleremo anche, perché poi ci tiene Nicola Rossi, dell'IVA al 21%, quindi è un argomento che comunque interessa tanti cittadini della manovra economica. Tra poco. Allora, ritorniamo su questo e parliamo anche a livello di scala economica e di problemi. In questo momento, Nicola Rossi, tra l'altro, ci troviamo in una situazione molto difficile perché, vabbè, crisi generale, l'Italia è stata declassata, eccetera, e in più la piccola particolarità che è aumentata l'IVA. Cosa vuol dire questo? Ma cosa vuol dire? Intanto, perché anche queste cose di Veneto City... Questo provvedimento si innesta in un momento particolarmente florido dell'economia italiana. Abbiamo una contrazione dei consumi che non si è mai vista a memoria, non si è mai vista. Abbiamo un mercato interno che non parte perché con i consumi in contrazione in questo modo non può ripartire. Allora, giustamente, facendo una manovra finanziaria che è stata fin dalla sua genesi di una chiarezza incredibile e di una continuità di esercizio e di un rigore nelle scelte e di una fermezza delle scelte che cambiavano ogni 3 minuti, ma sorvolando questi piccoli particolari, l'IVA naturalmente
cosa andiamo a colpire? Andiamo a colpire, incrementando la terza fascia d'IVA, portandola dal 20 al 21%, andiamo a colpire i consumi. Ora, in una città, io parlo di Padova, in una provincia come Padova, l'incremento di un punto percentuale della terza aliquota IVA significa il 23 milioni di euro che se ne vanno nel mondo del commercio, più altri 24 nel mondo dei servizi. Cosa vuol dire? In totale circa 50 milioni. Sono 50 milioni che vengono persi dal sistema economico territoriale perché vanno all'erario. Cioè non è che la gente ha 50 milioni in più da spendere, per cui compensiamo. No, ha sempre il volume complessivo economico è sempre quello, per cui perderà la provincia di Padova, il sistema economico della provincia di Padova, 50 milioni. Questo provocherà la chiusura di 800 esercizi, abbiamo stimato, nella nostra provincia. Ecco, dopo sento l'osservazione del sindaco perché è interessante. Franceschi, se poi oggi... ci aggiungiamo che nel frattempo Standard & Poor's ha pensato di declassarci a più ad A, se poi pensiamo che il nostro differenziale a seguito è balzato a 390 punti sui bond tedeschi, insomma io sarei un po' preoccupato. A fine mese scadono 70 miliardi di euro a fine mese, con una crescita del differenziale, con una crescita della instabilità, della credibilità, della capacità nostra di rimborso. C'è da essere un po' preoccupati. Infatti, questo volevo dire, effettivamente, tra l'altro c'è anche un altro fenomeno particolare. Oggi ho notato che una grande catena in franchising, peraltro comunque importante catena nota, ma forse lo osserverete anche voi e non è l'unica, scrive cartelli, in questo negozio l'IVA in più, la percentuale in più di un'una dell'IVA non viene pagata dal commerciante, cioè se ne prende carico il commerciante. Ma è quello che sta succedendo. Ecco, questa cosa qui, per non rincarare ovviamente, per non perché perdere clienti. Già non riescono a pagare quello che pagavano prima, figuriamoci l'1% in più. Esatto. Allora questo lo fa la grande catena distributiva, naturalmente. Lo fanno anche i piccoli, chiedo a lei, perché alcuni invece abbiamo avuto segnalazioni, dicevano affrontate questo argomento perché è importante, hanno avuto il rincaro persino della tazzina di caffè, c'era scritto anche sui giornali, hanno avuto il rincaro immediato noi non siamo a conoscenza, dopo tutto può succedere, qualche caso ci può essere, per l'amor di Dio, però la stragrande maggioranza dei commercianti che stanno vivendo questa fase di stagnazione dei consumi ormai da molti anni, e l'aumento dell'aliquota IVA rischiamo di passare dalla stagnazione alla recessione, assieme alle altre componenti della manovra, perché questa è una manovra che ancora una volta per i 2/3 agisce sulle entrate e solo per 1/3 sulla spesa, e qui vengono fortemente colpiti i cittadini, le imprese, gli enti locali, che poi significa indirettamente cittadini ed imprese, perché gli enti locali saranno costretti ad aumentare anche loro la tassazione locale, però devono attenersi, dopo vediamo fino a che ambito, se vogliono garantire i servizi. Allora qui il tema è sempre questo, cioè un governo che ha deluso tutte le aspettative, perché questo lo dobbiamo dire, è un governo che ci si aspettava molto, soprattutto il mondo dell'impresa aspettava molto, perché noi aspettavamo delle riforme che dovevano portare una semplificazione e un riordino del sistema fiscale, una riduzione della tassazione, una semplificazione della pubblica amministrazione. Ci aspettavamo delle riforme sul sistema pensionistico, cioè ci aspettavamo delle riforme strutturali, quelle riforme che portavano a una riduzione della spesa pubblica per incominciare ad affrontare il debito pubblico, perché non si può continuamente a fare debito, perché il debito aumenta e a un certo punto lo devi pagare e poi rischi, come stiamo rischiando in questa fase, di non avere nemmeno la credibilità di un governo, per cui va bene, gli investitori non investono più in questo paese e dirottano le loro risorse da qualche altra parte. Per dire che cosa? Che io non sono poi rimasto molto sorpreso purtroppo dell'aumento dell'IVA,
perché in questa confusione generale c'era da una parte la necessità di recuperare risorse e bisognava recuperarle nel modo più semplice possibile. E questo è il modo più E l'IVA era il modo più semplice per attingere le risorse. Non c'è stato nessun provvedimento, almeno per dare ai cittadini la sensazione di una politica che cerca di recuperare un po' di credibilità. Allora, sulla riduzione dei parlamentari, va bene, non si è deciso nulla. Sulla riduzione delle province si è demandato a una riforma costituzionale che io credo non so quando vedremo. Allora, l'esempio non c'è, perché io continuo a pensare che i cittadini italiani e le imprese sono disposte a fare dei sacrifici, anche dal punto di vista della riforma pensionistica, perché se chiedono a me di andare in pensione un po' più tardi, ma quelle risorse vanno destinate per contribuire, diciamo, alla pensione dei miei figli, assolutamente. E quindi io non rinuncio a nulla, ma do qualcosa, va bene, alle nuove generazioni, così pure come tutto il tema dei diritti, perché noi abbiamo delle persone, dei lavoratori che sono troppo forse garantiti rispetto a una platea che non è assolutamente garantita. Allora io credo che una grande discussione su tutto questo tema che guarda soprattutto i giovani e le nuove generazioni debba essere affrontato, solo che si affronta se c'è una ripresa economica. La ripresa economica e questo provvedimento e la credibilità di questo Paese e della manovra stessa è fortemente compromessa, oltre che dal governo, dalla manovra che è stata presentata, ma anche dal fatto che non c'è nulla sulla crescita. No, ma non c'è nulla sulla crescita, ma poi è stata tutta una incongruenza. Fin dalla genesi, la prima manovra, io ricordo che prevedeva l'introito, i 45 miliardi o 50 che fossero, demandati nel tempo. Sì. Certo. Ma cioè, i mercati non ti perdonano queste ma infatti, cavolate, queste sono stupidaggini. Ecco, come amministratore locale, dopo torniamo appunto anche con Nicola Rossi, che danni o comunque che situazione, perché poi c'è stato anche un movimento anche da parte dei sindaci, anzi i sindaci sono tuttora in agitazione se non sbaglio. I danni no? vorrei dire che stanno diventando irreversibili, ma a me ha stupito la motivazione con la quale l'Italia è stata declassata, non è solo per un fattore economico, ma di scarsa credibilità del governo o del sistema politico italiano nel reagire a una crisi così profonda, che è un fatto grave, perché è una non fiducia che da soli noi siamo in grado di reagire. Però allora quando si governa si sbaglia, per carità, però non si può sbagliare tutto. Allora, se tu fai una manovra che è per il 98% depressiva, cioè non incentiva i consumi, non mette nulla nella crescita. Soprattutto non taglia le falle di perdita. E quando vai a colpire il taglio sulla spesa pubblica, vai dagli enti virtuosi, fai un'operazione che è dell'incredibile. Ho sentito un ritornello in tutti questi anni, riduciamo le tasse. L'effetto dell'IVA va a colpire tutti noi, quindi quella è una tassazione che arriva in più. Taglia i comuni? I comuni non è che mandano a casa metà del personale e recuperano, perché noi abbiamo una spesa del personale rispetto ai residenti che è sotto la media. Siamo enti virtuosi che hanno costo di servizi standardizzati già da tempo. Siamo enti che spendono, se incassano 100, restituiscono ai cittadini il 70% sotto forma di servizi. Quindi quando tu, dopo aver fatto pagare ai comuni 8 miliardi di euro, quindi abbiamo già dato a risanamento, intervieni con un altro 17%, che per il comune come il mio significa un altro 1.700.000 euro. Allora io nel 2010 sono riuscito a mantenere tutti i servizi, dall'assistenza domiciliare, il trasporto, la mensa, tutti i servizi legati alla scuola, ridimensionandoli, rivedendo un po' i regolamenti, le regole, ridimensionando di poco, di un 6%. Adesso invece... Se devo ridurre di un altro 1.700.000 euro, devo decidere quale servizio tocco o più servizi devo tagliare. Certo. Quindi il cittadino vede restituito questo risparmio che ha avuto 3 anni fa sull'ICI, pagandolo 3 volte.
Cioè, e poi tu vai a deprimere un'economia che potrebbe invece crescere, per esempio sulla parte che riguarda tante piccole opere pubbliche favorite, diciamo, dall'azione dei comuni. Ecco. Cioè, allora io dico, su tutto il fronte si è sbagliato. Assolutamente. E si continua ovviamente a sbagliare avvicinandoci di più, qualcuno dice la Grecia, ma un paese che non ha un euro appunto sulla crescita, che non dà quindi prospettive occupazionali o di sviluppo e che mortifica i consumi, beh, sicuramente non ci basta essere creativi, avere l'alta moda nel sangue, bisogna avere anche un paese che comincia a ridurre il debito pubblico, e c'è una scheda che dice a seconda dei governi che sono succeduti negli ultimi 10 anni chi ha più o meno favorito la crescita del debito pubblico. Beh, il governo Berlusconi doveva fare questo, cioè bisognava pensare al risanamento, a ridurre, lo ha incrementato in maniera, cioè la spesa pubblica noi non l'abbiamo ridotta in questi anni. No, assolutamente. E dove bisognava intervenire? Non solo per una questione di principio, cioè sui costi della politica, quelli improduttivi, non si è fatto nulla, perché non è che il comune risolve il problema del costo della politica quando un consigliere comunale prende 30 euro a gettone o un sindaco prende 2.000 euro al mese, un assessore, cioè i costi della politica sono altrove che non si toccano. Assolutamente. Qui c'è un malinteso clamoroso sulle spese dei comuni, per esempio. Allora, il comune di Mira, non so quanti dipendenti ha. 150. 150. È un comune 148. di quanti abitanti? Siamo 39.000 qua. 39.000, bene. L'altro giorno, in un servizio dei soliti giornalisti comunisti, no, perché poi se un giornalista fa un servizio contrario è comunista. Allora, dei soliti giornalisti comunisti ha evidenziato un comune di 2.000 anime con 80 dipendenti. Allora, si fanno i tagli ai comuni. Naturalmente, se si taglia il 10%, dico 10% per dire una cifra qualsiasi, al comune di Mira, è doloroso quel 10% perché va a incidere su un comune efficiente che funziona, che ha il giusto rapporto al numero di abitanti, insomma non spreca, in parole povere. Mentre altri comuni con 2.000 abitanti o 3.000 che siano, che hanno 80 dipendenti, beh, evidentemente se tanto mi dà tanto, c'è tanto altro. Questo è un primo passo che fa pariglia poi con la sanità. La sanità è la più grande voce della spesa pubblica, perfetto. Tagliamo il 10%, come ha fatto Tremonti l'anno scorso. Il risultato qual è? Che la sanità veneta, dove un posto letto costa parametro 100, con un'eccellenza indiscutibile. Sanità calabrese, dico Calabria per dire Sicilia, vai da 2,3, addirittura nel Salernitano sali a 3,2, 3,3. Ma stiamo scherzando? Per tagli lineari. Tagli lineari. Ma è follia, cioè è incapacità governativa questa. I guai sono partiti dal taglio dell'ICI. Tu hai tolto l'ICI, che era un'entrata veramente federalista dei comuni, per introdurre evidentemente altre tassazioni. Non c'è niente da fare. Questo, quando si dice io voglio ridurre le tasse e poi ci troviamo un'altra realtà, è un problema. Non abbiamo più crescita, non abbiamo credibilità sui mercati internazionali, non si può dire oggi una roba e 2 ore dopo farne un'altra. Prendere delle cantonate clamorose come il ministro Sacconi, che toglie la possibilità di riscatto degli anni universitari, dice abbiamo scherzato. Allora tutti quelli che hanno pagato il riscatto degli anni universitari, cioè che hanno completato un contratto con lo Stato, cosa avrebbero fatto? Causa. Ma che hanno versato anche soldi. Hanno versato 10, 15, 20.000 euro. Tu fai causa e la vinci, perché in quel caso tu hai chiuso un contratto. Certo. No, giustificazione, ma io pensavo, ero stato informato che erano 1.200-2.000, non mi sembra. Il problema è che in tutti questi anni non si è voluto vedere la crisi non si è voluto vedere. E poi i conti prima o dopo si pagano, con la demagogia non si va da nessuna parte, bisogna parlare il linguaggio della verità. E il linguaggio della verità, nel momento in cui lo parli, significa anche che come conseguenza devi adottare dei provvedimenti
che sono impopolari, ma sono quei provvedimenti che poi ovviamente nel tempo producono degli effetti, perché questa questione, tutte le riforme che non sono state fatte, questo è un paese che bisogna cambiare, cioè, e tutti noi dobbiamo capire che probabilmente dobbiamo cambiare. Per fare le riforme significa che dobbiamo cambiare quello che c'è e che siamo abituati a fare tutti noi, va bene? Però ci vuole un governo che sia credibile per farlo, che dia l'esempio, va bene, dove i cittadini si riconoscono e abbiano fiducia e gli prospetti un futuro, e cioè gli dica: guardate che voi fate vi chiedo di fare questi sacrifici perché il domani sarà questo, perché risaneremo il debito pubblico, perché abbasseremo le tasse, ma lo faremo perché daremo una prospettiva ai giovani. E perché non facciamo tutto questo? E perché non butteremo più soldi nel water? Perché non è solo il problema della spesa politica. Sempre i soliti giornalisti comunisti, l'altro giorno vedevo un servizio su un centro costruito nel Foggiano, in un'area poi particolarmente di pregio ecologico, costato 100 miliardi delle vecchie lire, mai entrato in funzione, mai. Comunque la mia impressione è che io mi aspetto che ci sia una riscossa, diciamo, da parte di questo governo, perché è stato legittimamente, va bene, eletto, e fin delle regole della democrazia sono queste ed è giusto che sia così, però o ce la fa in tempi brevissimi a dare una scossa al Paese e a recuperare un rapporto con i suoi cittadini e con le imprese, altrimenti penso che siamo arrivati al capolinea. Ecco, speriamo di non essere arrivati, che comunque qualcosa di positivo naturalmente possa succedere. Andiamo adesso subito, siamo arrivati al momento della pubblicità, questo di sicuro, quindi pubblicità, poi abbiamo ancora dei minuti di trasmissione, quindi se volete fare un vostro intervento approfittatene, tra poco. Allora, c'è una telefonata in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Chiamo da Venezia. Sì, prego. Volevo dire, sono Rosa Adriano, Comitato per la Famiglia. Sì. Allora, è vero che la politica purtroppo non costruisce, non fa soldi, ecco. E questo si può capire perché appositamente chi fa soldi è l'industria o i generi alimentari o l'artigianato. Però voglio dire una cosa, no? Voglio dire una cosa che ultimamente mi offende molto, sinceramente, no? Soprattutto noi operai alla fine stiamo pagando fortemente, e siamo noi che stiamo pagando le cause della politica alla fine, insomma, ecco. Voglio dire anche un'altra cosa, che io ho 57 anni, va bene? Vorrei lasciare il mio posto a qualche giovane, perché tanta gente viene da me, soprattutto tanti giovani, e mi dicono: Adriano, ho bisogno di lavorare. Allora io mi chiedo, se noi cominciamo ad andare in pensione a 65, a 70 anni, perché voi industriali, artigiani, commercianti, egoisticamente volete sempre la manodopera qualificata, e dopo alla fine non investite mai niente, non date mai niente, sinceramente. Quando mai vanno a lavorare questi giovani? Ditemelo voi, quando vanno a lavorare, sinceramente, ecco. Certo. Io troverei giusto che quando uno ha lavorato già 35 anni e soprattutto fa un lavoro abbastanza pesante, soprattutto quando vedo anche quelli che mettono i mattoni per le strade sotto il sole, o quelli che lavorano sulle autostrade, non potrete mica pretendere che quelle persone lì lavorano fino a 40 anni, sinceramente, perché se no, diciamocelo subito, morte tua, vita mia, non è giusto, insomma. Penso che bisogna avere anche un po' di rispetto. Trovo giusto che si debba lavorare, perché è giusto essere sempre presenti, essere sempre corretti con i datori di lavoro, però ultimamente vedo gli industriali un po' egoisti. In che maniera? Nella maniera che parlate tante volte, andate in televisione, parlate bene, bisogna dare. Ho notato che ultimamente ci sono solo contratti di precariato, va bene? Non date neanche 5 lire in più, vi astenete a dare
i contratti che si aspettano, addirittura c'è gente che deve avere ancora a firmare il contratto di 3 anni, 4 anni, e questa è una vergogna, veramente. Ci volete trattare come delle bestie. Grazie. E io direi che bisogna fare molta attenzione, perché si sta girando il mondo, ma verso di voi. Quindi se volete che l'economia cominci a girare, signora, lei dico le ultime 2 parole, dovete cominciare a dare in busta paga più soldi. Siamo entrati in Europa e abbiamo gli stessi diritti che hanno gli europei, perché qui abbiamo pagato 16 finanziarie, va bene? Non è stato chiarissimo il messaggio. Neanche 5 lire. Grazie del suo intervento, è stato molto gentile. Facciamo anche così rispondere. Volevo anche leggere il messaggio. Buonasera, io sono un cittadino del comune di Mira. Il nostro sindaco, il presidente, sta facendo veramente i salti mortali per uno Stato veramente incompetente che non gli interessa assolutamente di noi cittadini. E lui si deve, adesso continua anche il messaggio, adesso non riusciamo a leggerlo tutto quanto, è abbastanza lungo. Dopo risponderà il signor sindaco. Rispondiamo al telespettatore che ha lamentato una situazione. Non ho capito chi se la prendeva, spero non con noi, perché noi non siamo industriali. Però, grazie per la media degli industriali. Tanto anche perché le imprese che noi rappresentiamo, che sono tutte piccole imprese, hanno dei rapporti di lavoro nella stragrande maggioranza dei casi con contratti a tempo indeterminato, cosa che non avviene ad esempio nella grande distribuzione, ed è per questo ad esempio che la CGIL parteciperà alla nostra manifestazione, perché fortunatamente ormai da molto tempo anche le organizzazioni sindacali hanno scoperto che la garanzia e le tutele dei lavoratori che ci sono nella piccola impresa non ci sono certamente nella grande impresa, in particolare quella del commercio e della grande distribuzione. Ma sono anch'io d'accordo, quando noi stavamo parlando, il Presidente Rossi parlava in particolare che l'aumento dell'IVA oggi comporterà un'ulteriore stagnazione dei consumi, è dovuta anche al fatto che il potere d'acquisto delle persone e dei lavoratori e dei redditi bassi e dei redditi delle persone che hanno un reddito basso si riduce sempre di più, e che la tassazione, viceversa, invece il costo dei lavoratori per le imprese è sempre più alto, così come la tassazione. Quando noi diciamo di ridurre la tassazione, lo diciamo e per le imprese e per i lavoratori, perché devono rimanere più soldi nelle tasche dei lavoratori, nelle buste paga, perché prendono troppo poco. Siamo in grande sintonia con quello che diceva il Signore. Credo da puntualizzare una roba fondamentale, che mentre nella grande distribuzione gli impiegati, i cassieri, gli impiegati sono dei numeri sostituibili in qualsiasi momento. I nostri, ve l'immaginate un attimo, un'azienda commerciale che ha 2 dipendenti, ne perde uno, perde il 5%, cioè non può rinunciare a nessuno. Sono la vita stessa dell'impresa commerciale, sono la stessa azienda. Piuttosto si preferisce fare un buco, 2 buchi alla cintura, piuttosto che rinunciare a un solo dipendente, perché la storia è la stessa azienda. Privarsene di uno, pensiamo chi ha un solo dipendente, licenziarlo vuol dire chiudere l'azienda. Assolutamente. Franceschi, un attimo rispondiamo al messaggio, finalmente sì, si sente parlare nel Veneto di un giovane laureato, molto probabilmente, io vorrei sperare che avesse qualche diciamo aspettativa in più per il suo futuro, perché quello che gli aspetta a Veneto City forse è di andare a fare il commesso a tempo determinato e precario, perché altro di certo lì di direzionale, guardate, stiamo a vedere che cosa succede. L'unica cosa certa lì è il commerciale, perché tutto il resto è tutto da vedere se viene realizzato, e comunque io penso e gli suggerisco, gli consiglio di cercare altre prospettive di lavoro non legate a Veneto City, forse avrà più fortuna. Signor Sindaco, prego. Ma io credo che una delle cose più gravi che non ha questa manovra è proprio puntare alla ripresa e all'occupazione, come abbiamo detto prima. Cioè, no, sarà perché il sindaco è diventato il punto di riferimento per tanti cittadini, ma che dal giorno
da un giorno all'altro sono passati alla disperazione, perché oggi perdi un posto di lavoro, non ne trovi più un altro. Il reddito per avere insomma, un certo tenore di vita ormai è medio-basso ed è un fatto questo che sta deprimendo l'economia, ma mette centinaia di persone, per quanto riguarda anche il mio comune, in difficoltà estreme perché non c'è il lavoro. Allora tu in una manovra, se non sai fare le cose tu le copi, allora prendi la Germania e fai le cose che ha fatto la Germania, fanne metà. Cioè devi aiutare le imprese che vogliono mantenere l'occupazione a ridurre i costi. Devi far costare per esempio il lavoro a tempo determinato meno del lavoro a tempo determinato oppure precario. Devi fare quelle cose che consentono appunto intanto di avere un punto di riferimento che è il lavoro. Poi si punta alla crescita e ovviamente il ragionamento è quali sono oggi in Italia i settori dell'innovazione che stanno ovviamente creando un'economia, domanda. Può essere solo il grande centro commerciale direzionale? Non può essere questo. Deve esserci un'economia che parte anche da quei settori primari che devono ovviamente essere un paese come il nostro, non solo manifatturiero ma anche industriale. Certo. Tutto ciò non può restare un punto interrogativo per decenni, perché poi alla fine ti trovi un paese che se ha un'impresa che non riesce ad andare avanti perché gli manca, non so, il finanziamento di 5.000 euro sul fido bancario, perché oggi c'è anche un problema col credito, e licenzia le persone, tu hai un sistema sociale che sta saltando. E salta in un momento in cui ci sarebbe più bisogno anche di un intervento da parte degli enti locali per sostenere la crisi, e ti tolgono le risorse. Quindi è veramente un tunnel che non vede nessuna via d'uscita. Rossi, tra l'altro un altro aspetto, il paradosso marxiano della sovrapproduzione, cioè ci troviamo magari tanti beni, anche molti servizi, però di fatto poca possibilità di utilizzarli perché mancano i soldi per poterli pagare. Un attimo solo su questa provocazione, c'è una telefonata però, pronto? 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 Sì, buonasera, da dove chiama? Se abbassa il volume ci sente bene. Posso parlare? Sì, prego. Da dove chiama? Roma. Da Roma, sì. Guardi, sentiamo malissimo però. Anzi, non lo sentiamo. Mi sente? Adesso un po' meglio, dica. Allora, io vorrei dire a questi signori che la demagogia la fanno loro, che non si può toccare i diritti dei lavoratori, ritardare la loro pensione dopo che hanno lavorato anni e anni, dopo che si sono spaccati la schiena, e oltretutto, come la sottoscritta quasi sessantenne, si trovano in deroga. Hanno lavorato solo 4 mesi. L'anno prossimo io non so qual è il mio futuro. Se voi mi ritardate la pensione, io come devo andare avanti? Non certo le aziende vogliono i lavoratori attempati. Cioè, volete aumentare i disoccupati sessantenni? Io penso che i giovani devono prendere il nostro posto, perché noi siamo prostrati nel fisico e nello spirito e non ce la facciamo più. Voi parlate solo con la teoria e non vi mettete della gente che ha bisogno di campare per andare avanti. Certo. Signora, la ringrazio, che purtroppo non riusciamo a sentirla più bene, ci sono problemi di linea. Comunque abbiamo capito il suo messaggio. Siamo tutti dalla parte della signora. Infatti, grazie signora del suo intervento. Nicola Rossi, proprio in chiusura, anche un po' la mia provocazione. Anche un Veneto City benissimo, però chi è che può comprare tutti questi beni e questi servizi offerti? Se i soldi non ne girano più. Cioè, Veneto City malissimo. No, dico, fatto come battuta. Malissimo perché qualora non riesco, che ci fosse, però... non ce la faccio a dire benissimo. No, ho fatto la provocazione, insomma, era per chiudere. Il problema è che oggi noi dobbiamo pensare a una politica, purtroppo ritorniamo al problema del governo, una politica di rilancio dei consumi, una politica occupazionale, una politica di taglio degli sprechi, che non è solo lo spreco nella
pubblica amministrazione, cioè la politica, lo spreco della politica che va tagliato assolutamente, ma soprattutto gli sprechi generati dal mondo politico, con opere inutili, opere ferme, mai usate. Se facciamo i totali di tutte queste opere, io forse una finanziaria riusciamo a metterla in fila. Forse una finanziaria riusciamo a metterla in fila. Se poi pensiamo che le province, da un calcolo che abbiamo fatto noi con Vesercenti, vuol dire un costo di 8 miliardi l'anno, in 4 anni, in 5 anni è una finanziaria. Non ce lo possiamo più permettere, questo è il vero problema. Facciamo pagare chi non ha mai pagato, così alla fine magari. Anche sul tema di far pagare chi non ha mai pagato, abbiamo sempre espresso chiaramente gli stili di vita. Cioè non è concepibile, è inutile accanirsi sul piccolo commercio, se le solite fregnacce, come si suol dire a Roma. Il problema è che se io ho una Porsche, una Ferrari, la casa al mare, in montagna, la villa, la barca, e dichiaro 30, 40.000, 10.000, non esiste. Allora, facciamo le cose serie. Assolutamente, questo è fondamentale. Allora, siamo in chiusura, Franceschi, un po' voi fate questa manifestazione, ricordiamo la giornata di partecipazione. Io l'invito che faccio in particolare ai commercianti. Cerchiamo in questa occasione di dimostrare che c'è una categoria che sa anche scendere in piazza, in questo caso in strada e con le auto, perché io credo che se c'è una forte partecipazione di tutto il mondo del commercio, se c'è il sostegno delle istituzioni, in particolare dei sindaci e delle forze politiche, almeno una parte di queste, se c'è il sostegno delle organizzazioni sindacali, ma se c'è soprattutto il sostegno della gente che dal momento in cui verrà a conoscenza, e una conoscenza sempre più diffusa di che cos'è Veneto City e tutti gli effetti negativi, io credo che siamo ancora in tempo per bloccare questo intervento, anche se è molto difficile. Però la gente, in questo caso, la partecipazione potrebbe bloccare la realizzazione di questo mostro. Il 26, lunedì prossimo, 26 settembre. Da Mira e da Padova, giusto? Da Mira e da Padova. Benissimo, allora noi siamo giunti al termine, io vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio Nicola Rossi, Maurizio Franceschi, naturalmente il signor Sindaco di Mira, ringrazio voi telespettatori di averci scritto numerosi e naturalmente di aver partecipato anche con le vostre telefonate. Tratteremo ancora queste tematiche perché anche quelle riguardanti l'economia sono molto delicate ma anche molto importanti, ed è importante anche sapere, far sapere a chi ci governa che cosa pensa il cittadino e soprattutto come vive questa realtà, se forse non ne ha una chiara consapevolezza per quel che può servire. Grazie, buonanotte, buon proseguimento. Ricordatevi che questa puntata andrà in replica il mercoledì e il sabato alle ore 21 sul canale 87 in Veneto di TV7 News, 86 in Friuli Venezia Giulia, 116 in Emilia Romagna, poi sempre su TV7 News nel resto d'Italia, nelle altre regioni. Domani dalle 7 alle 9, TV7 alle 7 vi aspetta ogni mattina con un buon risveglio, io invece vi aspetto dalle 12:40 alle 13:25, TV7 con voi, giornaliero, quotidiano, come sempre. Grazie e buonanotte.